Giunta, autorità civili, militari, religiose, desidero salutare tutte le persone presenti a questa parte dei lavori del Consiglio Comunale e per prima cosa dare il benvenuto a Monsignor Bettatti nella sala del Consiglio Comunale di Bologna. Dirò poche cose, essendo noi intervenuti qui per sentire in particolare le sue parole, poi leggerò le motivazioni del Consiglio Comunale che unanimemente ha voluto riservare la nuova cittadinanza del Comune di Bologna a Monsignor Bettatti. Ma solo due cose che tengo molto a dirle in apertura di questa cerimonia. Nei 5 anni che noi abbiamo alle spalle, il Consiglio Comunale lo sa bene quanto io sia solita aprire questi momenti richiamando date, fatti, della figura che incontriamo in Consiglio Comunale. Lo farò anche stavolta, ma per prima cosa, facendo un piccolo strappo a questa regola non scritta, vorrei dire fin da subito, e Monsignor Bettatti spero non me ne vorrà, delle sue parole alla nostra prima conversazione telefonica. Quando l'ho chiamato, ormai molti mesi fa, per dirgli della richiesta che il sindaco aveva avanzato al Consiglio Comunale di conferirgli la cittadinanza onoraria, lei mi ha risposto: signora, io ringrazio lei, il Consiglio Comunale e il sindaco, ma non credo di meritarmi tutto questo. Non parliamo allora di merito. Voglio discutere però invece presentare direttamente le motivazioni che il Consiglio Comunale di Bologna ha individuato per questa nuova cittadinanza. Ci sono molte ragioni per cui il Consiglio Comunale ha inteso premiare una persona che a Bologna ha lasciato un così grande ricordo. Per prima cosa il Consiglio ha voluto mettere in evidenza il suo legame profondo con questa città. Sua madre è stata di origini bolognesi, molti dei suoi cari che vedo presente, saluto, vivono ancora in questo territorio, quindi certo ragioni personali, ma non solo. È stato ordinato vescovo dal cardinale Giacomo del Caro a Bologna e a sua volta ordinò sacerdote Don Paolo Serra Zanetti, da sempre vicino agli ambienti più poveri, alle persone in difficoltà, ai senza fissa dimora, e lasciò in eredità tutti i suoi beni al Comune di Bologna e a sua memoria l'amministrazione ha intitolato l'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria e destinato il ricavato della vendita dei suoi beni per progetti a favore di poveri ed emarginati. Ma il suo legame con Bologna è però ancora più evidente e solido nelle scelte operate nell'arco della sua esperienza ecclesiastica ed umana. È stato tra coloro che più ha sostenuto e sviluppato temi come la giustizia, la pace nel mondo, la non violenza, il rispetto dei diritti umani, la dignità e la libertà di ogni persona, atteso così portare avanti un impegno già assunto fin dalla partecipazione al Concilio Vaticano II, il più giovane a partecipare a quella grande esperienza. Anche per chi, come tutti i consiglieri comunali di Bologna oggi, non ha conosciuto direttamente la storia del Concilio Vaticano II, ha però potuto incontrare la sua figura e il suo lavoro nelle pagine della storia di questa città, celebrando il centenario della nascita di Don Dossetti, approfondendo le pagine della cittadinanza onoraria che Fanti volle consegnare a Lercaro dopo che il sindaco Dozza lo accolse in stazione al rientro dal concilio, e anche negli interventi dei consiglieri che si sono succeduti successivamente come Ghezzi, Cervellati, Ardigò. Mi riferisco certamente anche alle tante parole che Monsignor Catti ha voluto riservare su questi temi. Il suo impegno poi nei confronti di una Chiesa povera, tra i poveri, a sostegno degli ultimi, è stato messo in evidenza unanimemente dalla scelta del Consiglio Comunale di Bologna, come quella per l'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà nel mondo, per la promozione dei diritti umani, così fortemente intrecciata con la più profonda tradizione della nostra città, che ha praticato il principio sancito anche nel suo gonfalone alle sue spalle, Libertas, aprendosi al mondo e provando a rendere effettivo il principio della giustizia sociale, rendendo cittadini chi la storia avrebbe lasciato ultimi.
Non so dire quindi se si tratta di meriti, ho provato però ad esprimere le motivazioni unanimi che il Consiglio Comunale di Bologna ha voluto riservare per il suo nuovo cittadino onorario. Signor Sindaco, prego. Grazie signora Presidente del Consiglio, cari consiglieri, cittadini e cittadine presenti. Una giornata importante, diamo il bentornato a Monsignor Luigi Bettazzi. Caro Monsignore, noi siamo onorati di averla con noi a Bologna, di riceverla nella sede più importante e autorevole dell'amministrazione comunale, questo Consiglio, per sancire quello che lei è già nei fatti a tutti gli effetti, perché la sua storia parla per lei è un cittadino della nostra città e per la nostra città. Con la consegna della cittadinanza onoraria oggi noi quindi rendiamo omaggio alla sua persona, a quanto ha fatto per la comunità non solo bolognese e per il nostro paese. Riconosciamo ancora una volta pubblicamente quanto lei si sia adoperato per l'affermazione di una cultura di pace e di solidarietà nelle nostre comunità e nel mondo, e insieme vogliamo ribadire che Bologna, anche con quest'atto, vuole testimoniare i principi da lei sempre sostenuti, Monsignore, i principi di pace e di solidarietà, e vogliamo continuare a farli nostri e a promuoverli. Lei, Monsignor Bettazzi, è innanzitutto secondo noi un esempio di sobrietà, una parola attualissima di cui abbiamo estremo bisogno per il nostro presente e per il nostro futuro. È una qualità rara, spesso è una qualità travisata. Credo che in questo periodo storico per la nostra società, per la nostra vita politica, sia un concetto da operare con cura e da ridefinire nella sua attualità. Lei è stato uno dei vescovi che ha partecipato al patto delle catacombe, impegnandosi a condurre una vita di povertà, rinunciando a lussi, a simboli di potere e privilegi, per essere un testimone di una Chiesa serva e povera, come desiderava il Papa di allora, Giovanni XXIII. Portando avanti questo concetto di sobrietà nel mondo odierno, io ritengo che essere sobri oggi sia non tanto sottolineare la necessità di dover rinunciare a qualcosa, ma avere il coraggio di condividere ciò che si ha con gli altri e anche di condividere quello che si può essere come comunità. Come tanti anni fa, ma oggi in modo più acuto, Monsignore, corriamo il rischio di dividerci tra dare ed avere, tra chi pensa di aver dato troppo, tra chi pensa di aver già dato, tra chi pensa di avere avuto poco o di avere tanto da non porsi nessun problema. In questa città sarà fatta nei suoi momenti migliori, anche nelle sue esperienze di gioventù, diciamo, quando ha saputo superare questa dicotomia fra dare e avere e abbracciare con convinzione l'idea della condivisione. Ha ancora più valore per noi la testimonianza del suo impegno per la pace e per la non violenza, che ha portato avanti attraverso la sua attività con Pax Christi, in particolare allargando lo sguardo al mondo dei giovani e facendosi promotore di iniziative nei paesi dell'America Latina e del sud del mondo. Pace e non violenza sono due parole messe alla prova in questi ultimi mesi e giorni, in particolare dopo gli attentati di Parigi e di Bruxelles. Sono tornati a bussare alle scelte della politica e alle coscienze di ognuno di noi. Siamo chiamati in causa sia come singoli cittadini che come comunità, perché queste due parole non siano solo belle intenzioni, ma possano contribuire con azioni concrete alla nostra vita di cittadini europei in questo momento difficile dell'unità europea. Azioni di pace, azioni di non violenza, anche con azioni molto concrete che riguardano la vita individuale di ognuno di noi, Urban Dato del
messaggi contraddittori, perché questa nostra azione di pace e di non violenza si testimonia nella nostra vita individuale con un fermo preferirei di no al rancore, alle divisioni che possono e serpeggiano nella nostra società. Noi istituzioni per prime dobbiamo assumerci questa responsabilità, cercare di dare l'esempio, come ha fatto lei. Basta guardare una qualsiasi istantanea, un fermo immagine della sua attività, Monsignore, per avere chiaro gli esempi che dobbiamo provare a praticare di nuovo insieme. Il patrimonio di esperienze e conoscenze che abbiamo in dote in città enorme, abbiamo una grande eredità, tante sono le personalità illustri di questa città, in tutti i campi della vita civile, politica e sociale. Ce la facciamo se non ci consideriamo ereditieri, ma se ci consideriamo eredi di questo patrimonio e cerchiamo di farlo vivere. Quindi sta a noi decidere se e come utilizzarlo. Questo perché in fondo nella nostra città, lei è la testimonianza di una forte personalità, ci sono state forti personalità, ma soprattutto alla fine quello che ha fatto la differenza sono state le persone di questa città, la loro capacità di incontro e di dialogo. E Monsignor Bettazzi in gioventù ha piantato un seme che sicuramente ha portato frutti e ne fa testimonianza a questa bella accoglienza. Tutto un'accoglienza che è accompagnata dal sindaco di Ivrea, dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Ivrea, che saluto caldamente. Uno dei suoi frutti che voglio ricordare fu l'ordinazione di Paolo Serra Zanetti, che fu sempre vicino agli ambienti più poveri e alle persone in difficoltà, i senza fissa dimora in particolare, e che lasciò in eredità al Comune di Bologna, come sapete, tutti i propri beni. A Don Paolo Serra Zanetti è intitolata l'Istituzione per l'Inclusione Sociale, che in questi anni ha lavorato con progetti innovativi per i più poveri. Uno, esempio per tutti, è il progetto Casa Zanardi, dedicata alla memoria del sindaco del Pane Francesco Zanardi, che mette in campo interventi di contrasto allo spreco di lavoro, allo spreco di beni materiali alimentari e non alimentari e soprattutto allo spreco relazionale, che non possiamo assolutamente permetterci, perché dobbiamo insieme ridare valore alla cosa più importante, la relazione tra le persone. Se come comunità rimaniamo uniti, possiamo dunque fare grandi cose, soprattutto per dare una possibilità in più di risollevarsi a chi è in difficoltà. Per questo intendiamo continuare a lavorare insieme per una città migliore. Lei ce ne ha dato un esempio concreto, darle la cittadinanza onoraria ci rafforza in questo proposito e quindi la ringraziamo, le diamo il bentornato e da oggi ufficialmente cittadino onorario di Bologna. Ringrazio molto il Sindaco per questo intervento. Prima di dare la parola a Monsignor Bettazzi, leggo le motivazioni che il Consiglio Comunale ha unanimemente scelto e votato per conferire la cittadinanza onoraria. Il Consiglio Comunale di Bologna ha premesso che Luigi Bettazzi, nato a Treviso il 26/11/1923, è stata una delle figure più importanti della storia della Chiesa bolognese e non solo. Ordinato presbitero dal cardinale Nassani Rocca a Bologna, nella Basilica di San Domenico, il 4 agosto del 1946, laureato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e in filosofia e storia della filosofia all'Università Statale di Bologna, insegnante di filosofia e storia della filosofia al Pontificio Seminario Regionale di Bologna e di morale sociale all'Istituto Sociale dell'Arcidiocesi di Bologna, assistente diocesano e viceassistente nazionale degli universitari cattolici, delegato arcivescovile per l'azione cattolica italiana di Bologna, nominato vescovo titolare di Tagaste e ausiliare di Bologna il 10 agosto del 63,
vicario generale del cardinale Lercaro dal 1 settembre 63 e consacrato vescovo dal cardinale Giacomo Lercaro a Bologna nella Basilica di San Petronio il 4 ottobre 63. Trasferito alla sede vescovile di Ivrea il 26/11/66, dove ha fatto ingresso il 15 gennaio del 67. Qui ha svolto il suo servizio episcopale per 32 anni e vescovo emerito dal 20 marzo 1999. Considerato che Monsignor Bettazzi fu il vescovo più giovane presente, provenendo dalla nostra diocesi, insieme al cardinale Lercaro al Concilio Ecumenico Vaticano II, dove partecipò intervenendo sulla collegialità, l'apostolato dei laici, la cultura e per chiedere la beatificazione di Papa Giovanni XXIII. In particolare fu uno dei vescovi che parteciparono al patto delle catacombe, impegnandosi a condurre una vita di povertà, rinunciando a lussi, simboli di potere, privilegi per essere una chiesa serva e povera, come desiderava il Papa Giovanni XXIII. Domenica 15 novembre 2015 ha partecipato alle celebrazioni del 50° del patto, oggi confermato dalle indicazioni di Papa Francesco. Nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana Presidente Nazionale di Pax Christi il 1 ottobre del 68 fino all'85, diede nuovo impulso all'istituzione, aprendo il mondo giovanile cattolico all'impegno per la pace e alla non violenza. Fu poi elevato alla Presidenza internazionale di Pax Christi dall'aprile del 78 fino al 1985, attuando iniziative di pace nei paesi dell'America Latina e del sud del mondo. Per questo gli fu attribuito per i suoi meriti il Premio Internazionale dell'UNESCO per l'educazione alla pace. Sempre come esponente della Pax Christi, presiede il Centro Studi Economico-Sociali per la Pace con sede a Firenze. Mai estraneo alle vicende del nostro paese. Nel 1978 chiese alla Curia Vaticana di potersi offrire prigioniero in cambio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Nel 1992 partecipò alla marcia pacifista organizzata da Pax Christi in Bosnia ed Erzegovina. È autore di numerosi libri di ermeneutica e di ecclesiologia e continua da emerito la sua testimonianza di vescovo e di cristiano in continue conferenze in Italia e all'estero. Ricordato che partecipante al Concilio Vaticano II e oggi impegnato nella celebrazione del cinquantenario del Concilio a sostenere e propagandare il messaggio del Concilio, sviluppando nei temi della giustizia, della pace del mondo, della non violenza, dei diritti umani, della dignità e libertà di ogni essere umano. Ricordate le molte conferenze e dibattiti a cui fu invitato nella nostra regione le marce della pace di Capodanno che dal 1968 sono state seguite da molti bolognesi ed emiliani. Ricordato anche il suo impegno per coniugare la riflessione religiosa e teologica con l'impegno sociale e il suo personale contributo alla lotta per la pace, gli sono stati riconosciuti con la laurea d'onore in scienze politiche dall'Università di Torino. Ricordato che il 30 novembre 1963 Monsignor Luigi Bettazzi ordinò sacerdote a Bologna Paolo Serra Zanetti, che fu sempre vicino agli ambienti più poveri e alle persone in difficoltà e senza fissa dimora, in particolare che lasciò in eredità al Comune di Bologna tutti i propri beni per sovvenire a qualche bisogno delle persone povere. Il Comune di Bologna, onorando la memoria, ha intitolato a Don Paolo Serra Zanetti l'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria e ha ad essa destinato il ricavato della vendita dei suoi beni per progetti a favore dei poveri ed emarginati. Considerato che il Comune di Bologna è impegnato nella promozione e tutela dei diritti umani, nella promozione delle politiche di pace e di cooperazione e che le linee programmatiche di mandato 2011-2016 consolidano in obiettivi strategici la tutela dei diritti fondamentali e il contrasto ad ogni forma di discriminazione, ritenuto di riconoscere con il più alto riconoscimento civico l'impegno di Monsignor Luigi Bettazzi per la continuità dei principi cristiani e conciliari nella Chiesa contemporanea, il suo impegno per l'affermazione di una cultura di pace e solidarietà nel mondo, come nella più profonda tradizione della città di Bologna e la sua costante vicinanza alla città che lo ebbe vescovo ausiliare. Dato atto che la presente deliberazione non comporta altri riflessi diretti o indiretti sulle questioni di bilancio del Comune di Bologna, arrivo direttamente alla delibera su proposta del Sindaco e della Presidenza del Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria della città di Bologna a Monsignor Luigi Bettazzi per il suo impegno a favore della continuità dei principi cristiani e conciliari nella Chiesa contemporanea, l'impegno per l'affermazione di una cultura di pace e solidarietà nel mondo, come nella più profonda tradizione della città di Bologna e la sua costante vicinanza alla città che lo ebbe vescovo ausiliare.
Sono profondamente grato al signor Sindaco, alla Presidente, a tutto il Consiglio Comunale di Bologna per questo dono che mi emoziona e mi gratifica. Mi sono sempre sentito un po' bolognese, anche se sono nato a Treviso, dove mio padre lavorava. E i torinesi di origine toscana, tutti i petazzi vengono da Prato, mi hanno detto, era finito a Bologna durante la prima guerra mondiale, dopo la disfatta di Caporetto, e avevo conosciuto mia madre, allora infermiera volontaria negli ospedali militari, con figlio di Caporetto. Mia madre era nata a San Lazzaro di Savena, da un maresciallo dei carabinieri romagnoli, Ranchio di Sarsina, e da una giovane locale dicevano: come mai il maresciallo Maglioni ma sembra fare sopralluoghi alla frazione Cicuri. E a San Lazzaro tornavamo ogni anno alla fine delle scuole a passare l'intera estate. La reminiscenza più antica della mia vita è di Bologna. Nel settembre 1927, non avevo ancora 4 anni, nel tempo del congresso eucaristico nazionale, mia nonna mi portò in via Rizzoli a vedere la torre degli Asinelli illuminata da piccole lampadine dalla base alla cima. Nel ricordo scientifico. A Treviso ho iniziato le scuole frequentando il ginnasio nel seminario locale. Nel 1937 la famiglia si trasferì a San Lazzaro e io entrai nel Pontificio Seminario Regionale di Bologna per il liceo e l'inizio della teologia, allontanandomi poi per gli studi romani. Ma dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 a Bologna, quel giorno ero nel seminario, subì il terribile bombardamento aereo del 25 settembre 1943, tornando a San Lazzaro, passai per via il nervio piena di vittime sulla strada. E a Bologna, dichiarata città aperta, passai l'ultimo inverno di guerra, 1944-45, vedendo entrare in via Santo Stefano le truppe americane. Domenica 4 agosto 1946 fui ordinato sacerdote a Bologna, nella Basilica di San Domenico, e rimandando le messe solenni alle domeniche successive, celebrai la prima messa a San Giuliano di Porta Santo Stefano, dove la chiesa dove i miei genitori si erano sposati 27 anni prima, c'era ancora il vecchio Monsignor Ganinetti. Dopo gli studi di Roma, con la laurea in teologia e la licenza in filosofia, rientrai a Bologna nel 1950 e iniziai ad insegnare filosofia, iscrivendomi anche all'Alma Mater, dove poi mi laureai in quella disciplina. Ebbi a scrivere che fu la filosofia la prima scuola di laicità, non come alternativa alla religione, quello sarebbe il cosiddetto laicismo, bensì come livello di cultura che permette di dialogare e collaborare con ogni altro essere umano, prescindendo dalla religione, che peraltro aiuta ad attingere gli ideali dell'umanità e a sollecitarne le attuazioni. Penso come Gesù Cristo e il cristianesimo, al di là delle strutture storiche, abbiano orientato la nostra cultura e quella dell'umanità. Non a caso la Carta dei diritti umani dell'ONU, San Francisco 1948, benché laica, da qualcuno è stata definita il Vangelo secondo l'ONU. E il Concilio Vaticano II, me lo si lascia da citare come ultimo vescovo italiano superstite, nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la Gaudium et Spes, parlando dei discepoli di Cristo, afferma che nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò ho anche scritto un libro, Vescovo e laico, ne ho portato delle copie, poi le offro ai consiglieri, ecco, di voi. La seconda scuola di laicità è stata l'assistenza alla FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, accanto a giovani di cui dovevo alimentare la fede che avrebbero poi vissuto in una università laica. Quell'impegno si allargò a tutta Italia da aiuto assistente nazionale, in diocesi come assistente diocesano della Cattolica e con altre attività.
ad esempio l'insegnamento della religione per 2 anni dalle Dorotee e 1 anno al Galvani come sostituto di Don Umberto Neri. La terza scuola di laicità giunse appunto quando il 4 ottobre 1963 il Cardinale Del Caro mi ordinò suo vescovo ausiliare, perché l'11 ottobre 62 Papa Giovanni XXIII aveva aperto il Concilio Vaticano II e mi inserì in questo grande evento che trasformò definitivamente la Chiesa Cattolica Romana da Chiesa chiusa in se stessa, nei suoi dogmi e nelle sue strutture, a Chiesa aperta agli altri cristiani, alle altre religioni, a tutti gli uomini di buona volontà. La citata Costituzione Conciliare da Calvino Spes è un documento con prospettive laiche, pur significativamente radicate nella fede cristiana. Ebbi la grande grazia di vivere il concilio come ausiliare del Cardinale Del Caro, allora divenuto uno dei 4 moderatori dell'Assemblea, il quale aveva chiamato a Roma come suo aiutante Don Giuseppe Dossetti, e Dossetti non solo ha aiutato il suo arcivescovo nei discorsi, soprattutto nella luce della Chiesa dei poveri, e qualcuno non gli ha perdonato d'aver sostenuto il Cardinale Del Caro nelle sue aperture. Ma nel pomeriggio lui e Raniero Lavalla, direttore dell'Avvenire d'Italia allora stampato a Bologna, preparavano il paginone sul concilio, che la mattina dopo illuminava i 2500 vescovi su quello che forse era loro sfuggito il giorno precedente. Devo dire che il concilio è stata la grande luce e la grande forza della mia vita e del mio apostolato, ed è per me una grande gioia e un grande motivo riscontrare quanto esso, dopo i validi incoraggiamenti degli ultimi papi, venga rilanciato dall'esempio e dalle parole di Papa Francesco. Rimase ausiliare a Bologna per 3 anni, in cui ho avuto particolari rapporti con i sindaci. Il primo fu con il mitico sindaco Dozza, a cui il Cardinale Del Caro, secondo gli stili della guerra fredda, non voleva dare la mano dopo l'invasione russa dell'Ungheria del 1956. Se c'era una manifestazione dove ci fosse il sindaco comunista, ci andava l'ausiliare. Salvo, questo lo aggiungo qui, l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università ci vedeva d'accordo con il rettore magnifico che era un certo Felice Battaglia, e noi studenti che avevamo Austerlitz, perché era la più felice battaglia di e allora alle 11:10 Felice Battaglia andava al portone, diceva il cardinale tarda, alle 11:15 arrivava il cardinale, diceva andiamo subito in aula, andava, così gli altri potevano andare via senza dare la mano. A rientro del concilio però, l'8 dicembre 1965, il sindaco Dozza voleva dare il bentornato all'arcivescovo come sottolineava il sindaco di Roma dava il bentornato al Papa quando questi rientrava a Roma dai suoi piani. Dozza si accontentava di essere accanto al municipio in via Ugo Bassi. Quando il cardinale, dopo aver portato i fiori alla colonna dell'Immacolata in piazza Malpighi, sarebbe passato indirizzandosi alla cattedrale di San Pietro per la messa di ringraziamento. Il cardinale non ci stava. Dovevo concordare che l'incontro venisse nella saletta VIP della stazione ferroviaria, ma con la presenza dell'onorevole Sarizzone, allora segretario della presidenza del Concilio, così che il cardinale potesse rispondere alle autorità. Sarizzone disse alcune parole di formalità, mentre il sindaco Dozza, che si era fatto aiutare da un consigliere democristiano forse presente, lesse un discorso articolato ringraziando fra l'altro il cardinale per essersi fatto promotore della Chiesa dei poveri, verso il quale il comune cercava davvero un'attenzione particolare. Dopo qualche giorno ad una cerimonia, dove ovviamente fu mandato il vescovo ausiliare, Dozza si commosse quando gli disse che il cardinale era rimasto molto contento del suo discorso. L'altra vicenda coinvolse il sindaco Fanti, che aveva proposto la cittadinanza onoraria per il Cardinale Del Caro, aggiungere dei fatidici 75 anni.
da Roma mi avevano chiesto se era il caso di accettare. Risposi da Bologna e ho capito che era. Il cardinale si dice chiese molto Dolcetti che ne preparasse il discorso e affermò poi che risaliva le scale del palazzo da Curzio non con il potere del cardinale legato, ma solo col Vangelo in mano, che d'ora in poi solo quello avrebbe curato. Ma lo ricordo anche il discorso perché continuò che veniva accompagnato dal suo ausiliare, così, e qui si interruppe dicevo fino a mezzogiorno. Ora devo dire accompagnato dal nuovo vescovo di Ivrea, era il 26 novembre 1966. Sono rimasto vescovo di Ivrea per oltre 32 anni, camminando con e per gli epovediesi, abitanti di Ivrea, e di Calavesani, territorio di Ivrea, nell'impegno di far assimilare e vivere il concilio, ma anche di accompagnare lo sviluppo di una vita sociale, lavorativa, costruttiva e solidale. Penso ad esempio ai rivetti di Ivrea, alla Valsusa di Rivarolo, alla Lancia di Chivasco. E sono stato anche qui in una vita cittadinanza locale e ringrazio molto il signor Sindaco di Ivrea, gli abitanti di Ivrea, il vicario generale della diocesi, per aver voluto essere qui. I miei contatti con Bologna fanno con Salvatore, in cui il cardinale Biffi mi disse che potevo venire quando volevo perché era il mio paese, la mia città. Ci sono allora ridotti incontri frequenti con la famiglia, soprattutto per le varie ricorrenze, e una volta l'anno con i miei compagni di corso del seminario regionale, che è rimasto uno di o con i miei vecchi cugini, di cui alcuni hanno contribuito laicamente alla vita della città. Per limitarmi ai defunti, penso all'onorevole Giorgio Ghecchi o al dottore Eustachio Nino Loperfi. O alla solidarietà verso i poveri, per i vicini, come appunto il professor Don Paolino Serratelli, o quelli lontani come Don Tullio Contiero o la professoressa Maria Antonia Danini in Grassetti in Calabria. Intanto, nel 1968 la CEI mi aveva nominato presidente nazionale di Pascristi, Movimento Cattolico per la Pace, a cui si aggiunse nel 1978 la nomina presidente internazionale. Fu anche quella una nuova esperienza di laicità che mi aprì ad ulteriori approfondimenti di dialogo e impegni per la pace e il disarmo, per la non violenza, per i diritti umani e per la libertà. Mi trovai a girare l'Italia non solo iniziando le ormai 49 marce di Capodanno per la pace, dicono che la prossima sarà qui vicino, ma suscitando centri per la pace, compresa Bologna, la città della libertà. Essa celebra quest'anno i 900 anni di libero comune e gli 850 anni del Liber Paradisus che dava la libertà ai servi della Dio. E mi trovai spinto nel mondo, dal Centro America al Vietnam e nell'ecumenismo, gli incontri della pace in Russia con la Chiesa ortodossa. Ad emigrato il primo assistente del metropolita Nicodino, che era il monaco Kirill, oggi patriarca di Mosca. Con l'investitura di Pascristi mi trovai fra l'altro ad aprirmi a dialoghi, anche a lettere aperte, con uomini pubblici, lettere laiche, anche se sempre radicate nel nazismo. Da quella l'onorevole Berlinguer, segretario del Partito Comunista, nella risposta dichiarò che non erano automaticamente materialisti atei, ma pur partendo da Marx erano invece laici, che si impegnavano accanto ai lavoratori e ai settori più in difficoltà. A quella al presidente italiano Pertini, per gli stili del mondo militare, e al presidente dell'Olivetti per i licenziamenti arabi. Ma queste lettere, e le molte altre, erano partite in qualche modo da Bologna, perché la prima lettera aperta era stata rivolta all'onorevole Zaccagnini, appena nominato segretario della Democrazia Cristiana, per rifare il volto al partito scosso dallo scandalo di tangenti internazionali. Zaccagnini era di Ravenna, ma l'avevo conosciuto a Bologna in incontri di ex cugini e di laureati. Bologna dunque è stata determinante nella mia vita e, come ho detto, sono sempre stato considerato un bolognese,
nel Veneto della mia adolescenza e nell'oltre metà della mia vita in Piemonte. Un po' per il timbro della mia parlata, è la mamma che insegna a parlare, non a caso si dice la lingua materna, e un po' per i richiami che mi avveniva di fare, e non solo alla Bologna della Madonna di San Luca e degli Adoppi, penso all'arcivescovo Lucio stamattina, proprio San Luca, che mi sento presente, ma a quella che si descriveva come Bologna la dotta, Bologna la cassa, la rossa, non per la politica, era per il colore delle segate, lo sanno che i nostri raccontano perfino che quando si inaugurò via Roma, che è l'attuale via Marconi, avevamo fatto solo la parte sinistra andando verso la stazione, e quando venne Mussolini a inaugurare, e di fronte erano rimaste le vecchie case rosse come adesso c'è ancora quella di Galvani, e gli dissero: Eccellenza, metà è ancora da distruggere, e gli chiese: quale? Per dire che Bologna mi è servita anche per lo sport, perché in un ambiente anche dei preti, là sono metà per la Juve e metà per il Porto. E io mi salvavo dicendo che io ero per il Bologna, mi guardavano ancora un po' di considerazione. Ma io dicevo che ero per il Bologna degli anni 1930, quella che vinceva la Mitropa, che era la Coppa Europa, lo squadrone che tremava il mondo fa. La Bologna di Gianni Mongeglio Gaspari, Montesanto, Donati Corsi, Marini, sono solo schiavi. Sono molto lieto e orgoglioso di essere considerato bolognese a pieno titolo. Un grazie ancora sincero caloroso al signor Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale con lo suo gentile Presidente. Grazie Bologna e un grande augurio al tuo cittadino Luigi Bertazzi. Ascoltare le parole del nuovo cittadino di Bologna. Desidero con il suo intervento termina la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Monsignor Bertazzi. Desidero a nome di tutto il Consiglio Comunale salutare tutte le persone presenti e ringraziare anche per aver accolto il nostro invito a questa cerimonia. Certamente una presenza così diffusa è segno di grandissimo affetto, certo per il Consiglio Comunale di Bologna e per il suo nuovo cittadino. Desidero in particolare, non l'ho fatto prima e voglio farlo adesso, salutare a nome del Consiglio il Sindaco Carlo Della Pepe, la Presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Vallurio del Comune di Ivrea, come pure il suo Vescovo, e desidero molto salutare anche Monsignor Silvagni, che è venuto in rappresentanza della Curia Bolognese ed in particolare di Monsignor Zuppi, come tutte le altre persone presenti. Grazie. Della pace per un futuro di bellezza, spegni oppressi e prepotenti, lottando per non giudicare mai, lottando senza la violenza e ancor di più col perdono
Spese militari aumentano sotto silenzio, conflitti globali, armi nucleari, paura e intolleranza dello straniero, pianeta asfissiato, sfinito, ha perso il sorriso. Noi crediamo che possa sorridere ancora, sorride già ora. Lasciamo che chi si crede realista rida forte in faccia a noi utopisti della pace sulle strade della storia, che una morte sulla croce non sembrava una vittoria. Ai lupi per amare lupi e agnelli, vedere in tutti dei fratelli, tremendo affetto per chi non ne ha, cinto il grembiule di umiltà. Milioni di persone con fame, rassegnazione a un mondo peggiore, trafficanti di armi e di schiave del sesso, per l'uomo che ha perso fiducia in Dio e in se stesso. Noi siamo quelli che hanno chiuso gli occhi, solo guardiamo un po' più in là, utopisti della pace sulle strade della storia, che una morte sulla croce non sembrava una vittoria. Bicicletta, cuore aperto e senza fretta, amicizia e lingua scritta, anche se forse per uno solo, o per chi pensi non capirà, e forse il frutto non si vedrà. Vogliamo credere che la bellezza non è scomparsa, che la pace riposa sotto la terra riarsa, che dentro ai cuori induriti ci sono sogni di amici, ci sono sogni di amici. Siamo soli nella sofferenza, ci dà senso una carezza. E pace si baceranno, utopisti della pace, non è una speranza morta, è una sofferenza atroce, fuori splendere di gloria, che una morte sulla croce non sembrava una vittoria.